La scuola dell'infanzia di Rossano Veneto, i lavori per ampliare l'ex asilo riprenderanno presto, ne è convinta la vice sindaca Martini. L'edificio sarà moderno ed efficiente da un punto di vista energetico, ma anche protetto con la messa in sicurezza antisismica. Per quanto riguarda il vecchio asilo e la ristrutturazione, stiamo aspettando le decisioni della nostra avvocata a cui abbiamo dato tutti gli incartamenti e possiamo anche dire con la massima serenità che c'è stata anche molta sfortuna che abbiamo vissuto, ma siamo certi e convinti che la soluzione sarà trovata e quest'opera sarà finita. Buone notizie invece per quanto riguarda l'ampliamento che darà spazi maggiori alla zona giochi per i bambini, un ampliamento, lo ricordiamo, già interamente finanziato. Per quanto riguarda l'ampliamento, le cose sono assolutamente diverse, sta procedendo alla grande, possiamo già vedere le scalinate che ospiteranno quel piccolo anfiteatro all'interno che sarà anche sede di gioco per i nostri bambini. La ditta sta lavorando in modo molto operoso e devo dire che c'è una grande soddisfazione per quest'opera che, ricordo a tutti, è stata finanziata completamente dal PNRR.